Sì, ho fatto una buona prestazione, ho avuto dei segnali positivi anche da chi in questo momento stava trovando meno spazio in campionato e quindi meglio di così non si poteva chiedere. I ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, condita anche da dei bei gol e quindi questa qua sono veramente felice per loro perché stanno crescendo, come ho detto anche la settimana scorsa, giorno dopo giorno. L'anno scorso ci siamo arrivati e poi siamo stati eliminati dal Milan, quest'anno ci dobbiamo arrivare e cercare di fare quel passettino in più, dipende solo da noi. Io sono veramente felice per loro perché in questo momento stanno bene, si divertono e questa è la cosa più importante. Ho detto alle ragazze che dobbiamo rimanere connesse perché dobbiamo rimanere belle solide e salde per terra e quindi pensare subito alla partita di Empoli che per noi è un obiettivo importante per muovere ancora la classifica. Non ho a disposizione 13 o 14 giocatrici, ma ne ho molte di più perché sono cresciute tutte, come dicevo prima, e questo vista da parte di qua dello staff come allenatore è importante perché ho più scelte a disposizione. Sì, siamo arrivate a questa partita vogliose di vincere, passare il turno. Siamo arrivate qua con la giusta mentalità e siamo riuscite a sbloccare il risultato abbastanza subito, quindi è stato molto importante affrontare questa partita e passare il turno in maniera positiva. No, vabbè, sicuramente per un attaccante fare gol è sempre piacevole, importante. Però la cosa più importante per noi era vincere, passare il turno e arrivare a sabato con la testa giusta e con lo spirito giusto. No, sicuramente quest'anno davanti siamo tante e abbiamo acquistato tanta qualità. E ogni settimana ognuna di noi deve dare il massimo perché appunto i posti sono pochi, noi siamo tante, però appunto questo ci stimola a dare sempre di più e a dare il massimo per guadagnarsi il posto sabato.